Grandissima, perché ho incontrato un sacco di gente, ho visto un sacco di posti, mi avete dato un'energia straordinaria e indipendentemente di come andrà domenica io porto a casa un grande risultato personale, perché ho scoperto, anche se non ne avevo bisogno, la straordinaria famiglia della Lega in giro per tutto il Piemonte e in giro per tutta Italia. Quindi permettetemi un grande ringraziamento a tutti voi, perché se siamo qua questa sera il merito è anche vostro, quindi grazie. Noi tre siamo stati indicati da Riccardo Molinari e da Matteo Salvini con l'obiettivo preciso di andare a rappresentare il Piemonte in Europa. Piemonte vuol dire agricoltura, turismo, industria, una grande regione, e quindi vogliamo avere il vostro appoggio per rappresentare degnamente, fieramente, continuamente questa straordinaria regione. Viva il Piemonte, viva Novi e viva la Lega, grazie a tutti, buonasera. Grazie a tutti, mi state spaventando per quanti siete, sono commosso. Amiche novesi e amici novesi, amici che venite da altre parti, anche genovesi, perché sapete che Novi è molto vicino a Genova. La vostra presenza qui mi fa capire tante cose, mi fa capire che c'è una forza nuova nel paese, c'è una forza che vuole cambiare e vuole cambiare anche qui le cose, perché dovete capire che Novi si vanta di un motto che dice in novitate vivam, vuol dire rinnovandomi vivrò, quindi sempre alla ricerca di cose nuove. Purtroppo la nostra città è stata per anni un centro importantissimo. Matteo, 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 Matteo. Vi dicevo, non è un caso se abbiamo chiuso la campagna elettorale delle regionali a Novi e in provincia di Alessandria, perché vedete, sappiamo tutti come Chiamparino ha trattato il nostro territorio, sappiamo tutti bene che Chiamparino ha continuato a fare il sindaco di Torino, non il presidente della regione. Ebbene, domenica con Alberto Cirio, il futuro presidente della regione Piemonte, andiamo a cambiare le cose anche qua. Perché non è mai successo dal 70 che la provincia di Alessandria non esprimesse un solo assessore in giunta, perché ci hanno considerato periferia dell'impero, perché gli interessi del PD erano solo nella città metropolitana e ce ne siamo accorti. La provincia di Alessandria ha visto tagliare gli ospedali. Ho registrato la trasmissione della Lili Gruber e le ho detto che le porto dei cioccolatini da Novi la prossima volta, così almeno così si addolcisce un po'. Così perché a sinistra sono sempre così arrabbiati. La vita è bella, la vita è una, il sorriso allunga la vita. Sì, Riccardo parlava degli insulti, me li faccio scivolare sopra, anche perché stamattina ho avuto l'orgoglio di rappresentare il popolo italiano a Palermo per ricordare Giovanni Falcone, gli eroi dell'antimafia, uomini e donne
che sono morti per il futuro di questo paese, quindi ho incontrato una marea di ragazzi, di studenti delle scuole elementari, delle scuole medie, delle scuole superiori da tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, dal Veneto alla Calabria, e quando parli con i giovani, con i ragazzi, con le ragazze, vedi che c'è voglia. Il voto di domenica è fondamentale per questo, ragazzi. Il voto di domenica, purtroppo le televisioni hanno parlato solo di beghe italiane. Cioè, se guardate, trovatemi una trasmissione che, essendo elezioni europee, ha parlato di Europa, di cosa fare in Europa. Tutti qua, anche stasera, mi facevano domande: Di Maio ha detto, Renzi ha detto, Tizio ha fatto, il razzismo, il fascismo. E io rispondevo parlando di Europa. L'Europa, e questo ditelo negli ultimi 2 giorni a chi trovate domani in fabbrica, in negozio, in azienda, l'Europa riguarda tutti noi, ci entra nel frigorifero. L'Europa sull'agricoltura fa e disfa. Ci hanno riempito una battaglia piemontese che abbiamo vinto dopo 5 anni. L'Europa aveva tolto i dazi sul riso e arrivavano tonnellate e tonnellate di riso dalla Cambogia, dove usano i bambini a lavorare nei campi e dove usano fertilizzanti e pesticidi che in Piemonte sono fuori legge. Risultato, hanno messo in ginocchio metà della produzione risicola piemontese e lombarda, e dopo 5 anni hanno dato ragione alla Lega: sì, forse è meglio rimettere i dazi. Se mi date forza, noi andiamo in Europa a difendere i prodotti italiani, a difendere il Made in Italy, il riso, l'olio, il vino, le nocciole, la pesca, il latte, la carne. Questi ci vogliono portare la carne agli ormoni, gli OGM, il latte in polvere dalla Nuova Zelanda, l'olio d'oliva dalla Tunisia, le arance dal Marocco, il pesce surgelato dalla Turchia. Vogliono provare a fare il vino senza uva e il cioccolato senza cacao. No, questa è una scelta europea. Chi non vota per l'Europa poi non rompa le scatole se sulle tavole di casa nostra arrivano delle schifezze. Se vince la Lega difendiamo i prodotti italiani, mangiamo italiano e beviamo italiano. Mi mandate in Europa a riprendere quello che è nostro? Mi mandate in Europa a difendere l'Italia e gli italiani, i risparmiatori italiani? Direttiva Bolkestein, hanno provato a svendere spiagge, a svendere i mercati. Nel bilancio dei prossimi 7 anni presentato dalla Commissione uscente per l'agricoltura italiana c'è un taglio di 3 miliardi di euro. E il Piemonte è una regione che sull'agricoltura investe tanto, spende tanto e lavora tanto. 3 miliardi! Se mi mandate a fare, lo dicevo, pensare a questo solo 1 anno o 2 anni fa era follia. Domenica non si può parlare di sondaggi perché sennò ci arrestano. Io ho già i miei problemi con i processi, le indagini, figurati, una in più non la voglio. Domenica sono sicuro che la Lega non sarà solo primo partito italiano, ma sarà fra i primi partiti in Europa. E la musica cambia. E la musica cambia. Però se mi date una mano domenica non vinciamo, stravinciamo. E la musica in Europa cambia. E i porti non solo li chiudiamo in Italia, ma li chiudiamo in tutta Europa. E entra solo chi ha il permesso di entrare. E si entra se si ha il permesso di entrare. C'è un barcone, l'ennesimo, c'è un barcone adesso e già so che domani ricomincia la solita solfa e parte dalla Libia e passa davanti alla Tunisia, passa davanti a Malta, dove vogliono arrivare? In Italia. E io ribadisco, in Italia si arriva se si ha il permesso di arrivare. L'ultima nave l'abbiamo sequestrata, il comandante è indagato, è stato interrogato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ci avevano detto che non saremmo riusciti a far niente, gli sbarchi a oggi sono calati del 90% rispetto all'anno scorso, meno 90%, meno 90%. E sono anche diminuiti i morti. Questo lo dico a qualche, pochi, ma ci sono, a qualche anche cardinalone, come quello. Ho letto il vescovo di Mazara del Vallo, che peraltro è un paese stupendo, paese di pescatori, paese di giovani, di lavoratori, che ha detto settimana scorsa: chi vota Lega non è cristiano. Ma come fai? Cioè, io poi non faccio il teologo, non vado in giro, figurati, sono l'ultimo dei buoni cristiani, sono un peccatore, sono un divorziato, dico le parolacce, figurati, ma sono orgoglioso della mia storia, dei miei valori. Sembra quasi che dirsi cristiano sia una colpa ormai in Italia. Secondo me è una colpa fare finta di niente, stare zitti, e anche per questo è importante il voto in Europa, perché l'Europa è stata zitta quando hanno iniziato a togliere dalle classi i crocifissi, via il presepe, via il Natale, via Gesù Bambino, via la Pasqua. Oh!
Ma siamo a casa nostra. Le donne col burka le tieni a casa tua. Io non voglio che le donne abbiano il burka a Novi Ligure. Io voglio che le ragazze a Novi Ligure vadano in giro come vogliono vestite. Se vogliono la gonna con la gonna, se vogliono la minigonna con la minigonna, senza che qualcuno si senta titolato a mettergli le mani addosso. Torni al tuo paese se la sua cultura ti dice questo, non qua. Non qua. E poi il problema è Salvini che invoca la Madonna. Ma sì, ci credo. Io penso, poi ognuno crede o non crede, perché io penso che ci sia qualcuno che ci aiuta, ci protegge, ci dà una mano. E o l'Europa ritrova le sue radici, oppure aveva ragione Oriana Fallaci che 15 anni fa parlava di Eurabia, di uno Stato islamico in casa nostra. Io non voglio lasciare a mia figlia l'Eurabia, dove si ha paura di uscire di casa la sera. No, anche perché di delinquenti ne abbiamo già abbastanza di italiani. Non è che manchino a casa nostra, non è che da noi siano tutte brave persone, quindi non è una buona ragione per farli arrivare anche dai 3/4 del resto del mondo. I nostri ce li abbiamo qua e per quello che mi riguarda, per pedofili e stupratori, la castrazione chimica risolve il problema, perché poi... Però, una roba... Intanto ieri la Commissione Bilancio del Senato, a proposito della Lega che fa, dalle parole ai fatti, e non ne avete letto mezza riga su nessun giornale e ci avrei giurato, però noi facciamo le cose per aiutare le persone, non per finire sui giornali, però ci tengo a dirvelo perché interesserà tanti di voi in questa piazza. La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento della Lega che permette di mettere telecamere negli asili nido, nelle scuole materne e nelle case di riposo, per proteggere bimbi, anziani e disabili. Questa è vita vera, non la filosofia. Bimbi, anziani e disabili. Ieri ero a Bari a visitare un canile perché come Ministro dell'Interno abbiamo stanziato 1 milione di euro per andare a verificare le condizioni di tutti i canili e i gattini in Italia, per andare a chiudere quelli che sono dei luoghi di sfruttamento e di maltrattamento. Avete letto qualcosa di giornale? Zero. Poi aprite la televisione, qualunque cosa accada è colpa di Salvini. Se uno passa con rosso a Novi Ligure è dove era Salvini, e mentre quello lì parcheggiava in divieto di sosta a Novi Ligure, il Ministro dell'Interno non fa il suo lavoro. E poi ieri il Ministro Bongiorno della Pubblica Amministrazione ha autorizzato l'assunzione di 1851 poliziotti. 1851 poliziotti. E poi arrivo qua, il giornalista della Stampa mi chiede: ma cosa risponde a Di Maio che è l'accusata di dire stronzate? Rispondo col lavoro, anche perché le critiche e gli insulti me li aspetto dalle opposizioni, dal PD, da Chiamparino, da Renzi, da Zingaretti, dalla Boldrini. Da quelli con cui lavoro mi aspetterei sostegno, comprensione, però vabbè, cristianamente parlando sorrido, perdono e lavoro, e speriamo che da lunedì la musica cambi. Tesi degli italiani: per far passare un treno sotto una montagna, quel treno deve passare sotto quella montagna per collegare il Piemonte al resto d'Europa. Mi tengo il buco. Adesso va bene la sanità, qua c'è però anche sicuramente incapacità del PD, di Chiamparino e della sinistra, però alcuni vincoli europei che voglio andare a cambiare se mi date la forza ci dicono no. Gli ospedali devono essere a norma così, non puoi assumere medici, non puoi assumere ingegneri, non puoi assumere architetti, non puoi assumere pompieri, non puoi assumere giudici, perché è l'Europa fondata sulla precarietà. Io settimana scorsa ho detto: ma se ci sono delle regole sbagliate, cambiamo queste regole, apriti cielo. Salvini mette in discussione queste regole, ma ragazzi, ma è come se uno avesse la broncopolmonite e il medico ti prescrive quella medicina e dopo un mese tu invece di stare meglio stai peggio. Cosa fai? Vai avanti con lo stesso medico, con la stessa medicina, oppure cambi medico e ti dicono no, non puoi cambiare medicina perché quella è la legge. Ma se io sto peggio, quella è la legge. Le regole di questi anni dell'Unione Europea hanno portato a una precarietà che in Italia non è mai esistita. Una volta, quando uscivi non dall'università, ma dall'istituto tecnico, se eri bravo, non eri tu che mandavi 32 curriculum per trovare un lavoro, era l'azienda che veniva a prenderti a scuola. E io voglio che i nostri figli tornino a questo, a un lavoro serio,
a un lavoro stabile, no alla cooperativa, allo stage gratuito non retribuito di un mese e poi vado a lavorare da Amazon e poi fin tanto che però non mi sostituiscono con il robot, perché adesso ormai per l'Unione Europea è tutto precario, siamo come gli yogurt, tutti con la scadenza a tempo determinato, ma se il primo lavoro serio lo trovi a 40 anni e fino a 40 anni vivi a casa con mamma e papà, quando è che metti al mondo dei figli? Datemi una mano a cambiare questa Europa e torniamo a fare dei figli, perché un paese che non fa figli è un paese morto, e i figli li fai se lavori. Per carità, se vai in un campo rom ne fai 12 di figli, tanto lì paga qualcun altro, quindi lì non è che fanno i conti, la famiglia normale dice io ho un figlio, ho tanti miei amici, ho un figlio, però gli do il fratellino o la sorellina, vediamo, perché io sono partita IVA, artigiano, magari lei... 400 euro al mese per le mamme e i papà separati o divorziati con un bimbo a carico, perché dopo il divorzio o la separazione perdi il lavoro, perdi la speranza, perdi la macchina, perdi il diritto a vedere tuo figlio, perdi il diritto a vedere tua figlia, i nonni perdono i nipoti. Quindi è per questo che bisogna rimettere mano anche al diritto di famiglia, perché quando litigano gli adulti non devono pagarne il conto i bambini, perché i bimbi rimangono figli tutta la vita e rimangono nipoti tutta la vita. E anche questo, spesso quando vogliamo fare qualcosa però dobbiamo chiedere il permesso dell'Europa. Mi avevano detto non toccare la legge Fornero. Io ne avevo fatto una questione morale, sociale, di giustizia, ed è la legge più infame che io con più orgoglio sto smontando pezzo per pezzo, e l'obiettivo è di cancellarla completamente, arrivando a quota 41, e qualcuno in Europa dice no, come se andare in pensione dopo 41 anni di fabbrica o di ospedale fosse così un regalo. Uno si è spezzato la schiena in ospedale sollevando anziani o in fabbrica per 41 anni, e no, è troppo presto per andare in pensione. Ma vi rendete conto? Io ieri sera ero da Vespa porta a porta e potevo portare un ospite, e altri politici hanno portato ospiti famosi, intellettuali, attori, tizi importanti. Io ho portato un 63enne che grazie a quota 100 è andato in pensione, è tornato a vivere, a vedere sua moglie, a vedere i suoi nipoti. Mi ha ringraziato perché si spaccava la schiena e le mani da tempo, e al posto di quell'ingegnere che è andato in pensione quell'azienda assumerà 2 giovani. Quindi con quota 100 ci sono 3 persone felici, il pensionato e 2 ragazzi che cominciano a lavorare. Piano piano, il lavoro è centrale e il voto per l'Europa è fondamentale per il lavoro, perché se non cambiamo le regole europee non si può, basta. Sappiate che però la metà della gente ancora stasera, anche a Novi, domenica magari sta a casa, perché lei no signora, ho capito, sei qua immagino che o a casa si annoiava, oppure se è qua suppongo che abbia un po' di voti Lega? Grazie. Però che chi è in questa piazza quantomeno sia una persona informata, mi sembra chiaro, altrimenti uno che oggi cos'è il giovedì? Cosa c'è il Grande Fratello? Cosa c'è il giovedì? No, cos'è che c'è? C'è del Debbio, vabbè, non lo so. Vabbè, c'è quel che c'è, però io vi chiedo, visto che siete qua e avete tolto tempo alla famiglia, al lavoro, allo studio, al riposo, dopo una giornata immagino impegnativa per voi come per noi, vi chiedo in questi ultimi 3 giorni di fare quello che non posso fare io a Novi, ad Alessandria: parlare, aprire, zone da 5 milioni, perché quelli la soluzione bene o male la trovano. Stiamo parlando di persone che avevano quella cartella esattoriale da 30.000 euro che poi diventava di 35, di 40, di 45, e ti portano via la casa, ti portano via la macchina, ti portano via il negozio, ti chiudono il conto corrente e muori. Noi a 300.000 di queste persone abbiamo detto: dammi subito quello che puoi e torni a essere un italiano che lavora e che paga le tasse, e lo Stato incassa. Tu vivi e lo Stato incassa. Dobbiamo farlo anche con le società, l'abbiamo fatto sulle persone fisiche, dobbiamo farlo con le società, e lì è un tiro alla fune con i 5 Stelle, perché
è sì, è no, è forse, è taia, è medega, con calma. Se mi date forza, il voto di domenica serve ad avere più forza per i sì. Io voglio un Piemonte che dice sì, Novi Ligure che dice sì e un'Italia che dice sì, perché a furia di no rimaniamo tutti fermi. Coi no l'Italia non va da nessuna parte. Quindi io ci sono, è bello, domani mattina un'altra giornata rilassante, comincio alle 7 su Tele Lombardia, poi vado a RTL, poi vengo a Gagliate, a Verbania, a Vercelli, poi vado, non mi ricordo dove, a Canale 5, poi vado a incontrare degli imprenditori di Milano, poi la sera ho deciso di chiudere in un comune nel Piacentino, però perché è l'idea di Europa che io voglio cambiare, lasciare diversa ai nostri figli. Vado a Castel San Giovanni, dove c'è la sede principale di Amazon, perché io non voglio che per i nostri figli ci sia un futuro di precarietà, di povertà, disoccupazione, robotizzazione. Una generazione di robot a tempo determinato. Fino a che mi servi ti tengo e poi ti mando al macero, come i vestiti vecchi.